autorità, care dottoresse e cari dottori di ricerca, gentili signore e gentili signori, benvenuti a questa che è forse la cerimonia più vicina a quella che è la vera cultura dell'università e la formazione dei giovani, in particolare la formazione più alta, quella alla ricerca. Ci onora la presenza del professor Rothman. Let me welcome Professor Rothman. For us it is really a great honor to have you here. So let me offer our welcome on a personal basis, on the basis of the University of Verona, I would say also on the basis of the whole town of Verona. It's a great honor for us having you here. I'm quite sure that our young researchers and all of us will greatly benefit by listening to your experience that at the end also produced this very important result, the Nobel Prize in Medicine for the year 2013. Thank you very much for being here, Professor Rothman. Let us also thank Elvira Gavarova for offering this exquisite piece of music. It's a very interesting interpretation of Gershwin, a piece of music which is widely known, but not in the way that you interpreted. So many thanks for being here. It's also a great honor for us having you here. Devo ringraziare per alcune istituzioni, alcune persone che hanno determinato non solo la possibilità di svolgere la cerimonia in questo modo, ma soprattutto di poter svolgere corsi di studio che hanno portato circa 180 giovani a conseguire il titolo di dottore di ricerca per il 26esimo ciclo. Innanzitutto desidero ringraziare la Fondazione Savieri Zinetti che ha consentito la presenza qui della maestra Elvira Gavarova. Senza la Fondazione Zinetti non saremmo riusciti a avere questa bellissima iniziativa, questa importante presenza. Voglio ringraziare anche le famiglie della Varone qui rappresentate dalla dottoressa Negrini, perché il brindisi che faremo a fine cerimonia sarà offerto da loro, quindi i vini che noi potremo godere per il brindisi sono gentilmente offerti dalle famiglie della Varone. E soprattutto vorrei ringraziare le istituzioni che hanno concesso delle risorse finanziarie che hanno consentito di assegnare borse di studio per i nostri giovani. La Fondazione Cari Verona, che come sempre si contraddistingue nella generosità nei confronti dei giovani, la Banca Popolare di Verona, la Casa di Cura Privata Polispecialistica Dottor Pegazzoli, la Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas, l'Università degli Studi di Brescia, la GSM. Sono tutte istituzioni che con la loro lungimiranza e generosità hanno consentito di integrare i fondi messi a disposizione per l'Ateneo per ampliare la platea dei giovani che hanno potuto percorrere questo importante ciclo che li vede arrivare a conseguire il titolo più elevato che ci sia, quello che nel mondo anglosassone si chiama, forse così è più conosciuto, il PhD, famoso e tanto dato PhD. Desidero anche sottolineare un elemento di novità che contraddistingue questa cerimonia rispetto alle precedenti, e cioè il fatto che noi mettiamo a disposizione l'annuario dei dottorati. È una pubblicazione che sarà consegnata a ciascun neodottore, che contiene per ognuno di loro anche l'abstract relativo al lavoro che hanno svolto per poter preparare la tesi di dottorato e alla fine per poter difendere le loro tesi di fronte alle commissioni. Quindi è la prima volta in cui il nostro Ateneo mette a disposizione questa pubblicazione. Sono molto lieto di poter dare questa. Sarà un segno di storia. Dico che anche questo concorrerà a mantenere vivo il ricordo dell'esperienza universitaria. Desidero anche segnalare il fatto che in alcuni casi noi consegneremo un titolo di dottore di ricerca che è anche rilasciato in collaborazione con altri atenei internazionali, e le collaborazioni con le altre università in termini di co-tutele, quindi la discussione e la preparazione della tesi discussa non solo con i nostri colleghi ma anche all'estero, riguardano l'Università di Griffith, Australia, l'École Pratique des Hautes Études, Parigi, l'Università di Friburgo, Svizzera, l'Università di Losanna, l'Università di Provence-et-Marseille, Marsiglia, Francia, l'Università Otto Friedrich Bamberg, Bamberg, Germania, l'Università Paris-1 Pantheon-Sorbonne, Parigi, l'Università di Ratisbona. Non solo, ma anche alcuni di questi
corsi preparatori si sono potuti svolgere in collaborazione con altre istituzioni italiane, cito l'Università degli Studi di Trieste, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Cibernetica a Lianello e l'Università degli Studi di Brescia. Quindi questo è un altro elemento che ci dà grande soddisfazione, perché dimostra come siamo anche in grado di porci in relazione con altre istituzioni nazionali e internazionali di primaria importanza. La dimensione internazionale della nostra attività è una priorità per il nostro Ateneo, perché serve non solo ai nostri gruppi di ricerca per poter collaborare e interagire ai fini di collocarci e possibilmente spostare in avanti la frontiera delle conoscenze, ma serve anche ai nostri giovani che in questo modo già si preparano ad avere relazioni internazionali. Io limiterò veramente a 2 parole, oltre a questa brevissima introduzione, il mio intervento, perché non voglio sottrarre tempo alla relazione del professor Hoffman, siamo tutti molto ansiosi di ascoltare le sue parole. Voglio solo rivolgermi ai nostri neodottori per svolgere 2 considerazioni molto semplici. La prima ha a che fare certamente con un contesto generale di crisi, che riguarda sicuramente l'Italia, riguarda in parte anche l'Europa. Quindi la prima sottolineatura, la prima raccomandazione è: non scoraggiatevi, non demoralizzatevi se per caso, malauguratamente all'inizio, l'occupazione che riuscirete a ottenere potrà sembrare sottooccupazione rispetto alle vostre capacità. Il tempo è galantuomo, non bisogna mai demordere e demoralizzarsi, soprattutto in giovane età, quindi assolutamente testa bassa e con grande convinzione svolgete la vostra attività. La seconda, allo stesso tempo, può sembrare di segno contrario. Voi avete ottenuto il titolo più alto che esista, quello di dottore della ricerca. Penso che già vi renderete conto e vi sarete resi conto durante il vostro iter, in cui avete ampliato le vostre conoscenze, che più si sa e più ci si rende conto di non sapere. Quindi assolutamente questo non deve essere visto come un punto di arrivo, ma deve essere visto come un punto di partenza. La ricerca, la riflessione sono qualcosa che ci devono accompagnare per tutta la nostra vita, non solo professionale, ma anche, come dimostrano alcuni nostri colleghi andati recentemente in pensione, non smettono di riflettere e di approfondire le tematiche. Quindi è assolutamente fondamentale importanza sapere dover continuare ad approfondire. Diciamo che al di là delle specifiche conoscenze e competenze che avete acquisito, dovreste aver acquisito la mentalità e la sensibilità nei confronti della ricerca, quindi soprattutto saper agire in contesti in cui magari il fenomeno, il problema che si deve affrontare non esiste in un libro di testo, non è mai stato ancora oggetto di un articolo di una rivista. Voi dovreste quantomeno aver acquisito il metodo per poter innovare, per poter risolvere. Questo è molto importante non solo nel campo della ricerca, ma in generale importante nella vita professionale di tutti, perché stiamo vivendo un contesto di continuo cambiamento, cambiamenti non solo nelle conoscenze, non solo nella tecnologia, ma anche negli assetti geopolitici, nella struttura sociale e così via. Quindi è di fondamentale importanza potersi accostare con il giusto spirito critico e con la giusta disponibilità ad affrontare il nuovo, che voi dovete fare avendo percorso questo training molto impegnativo. Ovviamente il ringraziamento va non solo a voi ai partecipanti, ma anche a tutti quanti i nostri colleghi che vi hanno seguito e che hanno dedicato parte del loro tempo per poter trasferire anche quelle conoscenze più, potremmo dire, immateriali, che consistono non solo nell'elevare il grado di conoscenza, ma anche per far capire ciò che è rilevante e ciò che non è rilevante, come affrontare nuovi contesti. Questo è il contributo che ogni singolo docente a modo suo trasferisce sempre quando si ha a che fare con gli allievi, ma in particolare in questo ultimo percorso. Quindi un grazie sincero a tutti voi che avete dedicato le vostre attività per la formazione dei nostri nuovi giovani. Quindi con queste mie parole io termino il mio discorso introduttivo. Alla fine siete tutti invitati al brindisi per poter gioire anche insieme alle vostre famiglie. Ci rendiamo perfettamente conto che nonostante le borse di studio comunque è un impegno sotto tutti gli aspetti anche alle vostre famiglie di appartenenza affiancarvi, sostenervi, accompagnarvi in questo percorso impegnativo. Quindi a tutti voi, al di là delle congratulazioni che faremo individualmente quando vi consegneremo il diploma,
le congratulazioni vivissime per il percorso che avete fatto e che avete conseguito, terminato con successo. Grazie.